Siamo tornati a casa e non, mamma mia, molto, a lot of driving, un sacco di cose, però arrivo tardi ovviamente per parlare delle parole di Lukaku che ha parlato e ha postato una storia e quindi mi sono arrivati un pochino di domande in privato e quindi vengo a rispondervi. Se siete nuovi, piacere mio, io sono Valerio Fluido e mi piace parlare del Napoli e cerco di unire i puntini quando le cose non sono chiarissime alla mia community. Un abbraccio, ci siamo quasi. Domani la partita dell'Italia, ci leviamo questo scoglio da dosso e ritorniamo a parlare del Napoli che è importantissimo. Venite con me. Vi porto un attimo al divano perché noi ci sediamo e io vi leggo parola per parola quello che ha detto Lukaku e vi dico, perché l'ha scritto in inglese, è bene che l'abbia scritto in inglese, lui parla tutte le lingue, però evidentemente voleva essere sicuro di non essere neanche frainteso e quindi ha scelto una lingua che in generale dovrebbe essere universale. Salta, c'è anche qualche erroruccio, salta qualche parola, ma ci sta. Poi non so come l'hanno tradotta in giro per il mondo. Partiamo dalle sue parole, poi vi dico quello che ne penso e qualcosa che, insomma, perché l'unico che non sta parlando è proprio il Napoli, quindi dobbiamo unire un attimo i puntini. Allora, questa stagione, this season has been a bean, vedi, già sta un po', sta nervoso quando scrive, perché è stato a lot for me, from dealing with the injury and the personal loss. Quindi, quando si dice it's been a lot, è stato molto, vuol dire che è stata dura, è stata pesante questa stagione, a partire dall'infortunio con cui ho dovuto fare i conti e la perdita personale, ovviamente parliamo del papà. So che c'è stato molto rumore, nel loro noise, i rumori, e questo fa il paio con quello che dice anche De Bruyne, riguardo la mia situazione negli ultimi giorni, ed è importante che io chiarisca la situazione, l'intera situazione, e io non metto la virgola, vabbè, l'intera situazione, la verità è che nelle ultime few weeks, nelle ultime passate poche settimane, non mi sentivo al 100%, non mi sentivo bene fisicamente e ho fatto controllare mentre ero in Belgio ed ha mostrato, questi controlli hanno mostrato che c'era un'infiammazione del liquido sull'hip flexor muscle vicino alla cicatrice. Ed è stata, poi dice, since it is the second problem, è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Questo già è un passaggio importante, perché abbiamo parlato varie volte, insomma, il fatto di non operarsi, la terapia conservativa, e quindi già ha avuto un problema. Quando noi lo vediamo poi convocato, vi ricordate le parole di Canonico, quando un giocatore è convocato è recuperato al 100%, quando va in panchina può giocare. Non la pensano così sempre gli allenatori, al di là di Conte. Però, convocato, noi con la consapevolezza, convocato sì, ma per fare gruppo, va bene. E quindi, seconda volta, ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio, così, qua fa un altro errore, dice, so I can help the when called up on. Cioè, posso aiutare, immagino si sia dimenticato di scrivere la squadra, so I can help the team, the national team, perché se stai in Belgio posso aiutare la squadra. Posso aiutare che cosa? Chi puoi aiutare se resti in Belgio? Può essere la famiglia, perché pure la famiglia può essere. I think most of you saw the interview I did in Verona. La maggior parte di voi avete visto l'intervista che ho fatto a Verona e ce la ricordiamo molto bene. Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai, lo ripeto 2 volte, never, never. There's nothing more I would love to do than play and win my team. Not with my team, però dice non c'è niente che voglia fare di più che giocare e vincere con la mia squadra, e mette il cuore azzurro. Vedete il cuore azzurro? Ecco, perché sono piccoli simboli importanti. But right now, ma in questo momento,
devo fare sicuro, devo essere certo che sono al 100% clinicamente, perché non lo sono stato recentemente. And it took a toll mentally, cioè ho pagato mentalmente il non essere al 100%. It's been a lot this year, lo ripeto, dice è stata tosta quest'anno, ma alla fine arriverò, I will get there, arriverò dove voglio arrivare e aiuterò il Napoli e la nazionale alle loro objectives, ai loro obiettivi rispettivi quando sarò chiamato in causa. That's all I want. Dice, è tutto, voglio solo questo. Ora, partendo da queste parole, che secondo me sono molto distensive, sono molto tranquille, vuole giocare per noi, vuole giocare per la nazionale, vuole stare al 100% per dare una mano, va benissimo, va anche benissimo che il Napoli dice, le visite le dobbiamo fare noi, dobbiamo essere noi a stabilire come stai e come non stai, perché nelle ultime partite sei andato in panchina, se il Napoli Calcio manda un giocatore in panchina, il Napoli Calcio lo ritiene recuperato. E questo è il punto. Poi c'è un altro punto, che purtroppo sono cose che io ho saputo e mi devo fidare, fonti che sono state affidabili finora, però lo dobbiamo mettere come ipotesi. Credo che non ci sia, l'abbiamo già detto, no? Che non c'è un'unione di intenti, una fiducia generale in quelle che sono state alcune decisioni prese dallo staff medico rispetto a certi recuperi di certi giocatori. Purtroppo è storia, perché Canonico è andato alla radio partner dicendo delle cose sull'infortunio di Neres, dicendo delle cose sull'infortunio di Anghissà, e quindi si aggiungono un pochino di dubbi che, unendo i puntini, De Bruyne ha fatto per sé ed è tornato molto bene. Io so che anche Gilmour ha preso delle decisioni indipendenti da quelle che sono state poi i suggerimenti o le direttive del Napoli. Io faccio un'ipotesi, che è solo un'ipotesi perché non so nulla. Secondo me, dopo alcune decisioni prese da alcuni giocatori in maniera indipendente, e il Napoli si è trovato in questa situazione, il Napoli potrebbe aver stabilito, dice, signori, vedete questa cosa che è successo, che poi fate per testa vostra, non esiste proprio. Se qualcun altro si permette di fare di testa propria, scattano multe, scatta il fuori rosa, perché in questa squadra decidiamo. Credo, perché altrimenti una reazione così veemente, quella che ci raccontano, perché il Napoli può tranquillamente twittare e dire no, tutto a posto. Lukaku si è infortunato di nuovo e quindi dove la fa la cosa. Purtroppo non c'è questa assicurazione da parte del Napoli. Quindi, secondo me, questa è la situazione attuale. Dice, potrebbe aver detto non si permetta a nessuno più, che tu sia De Bruyne, che tu sia Lukaku, che tu sia Meret, se ci sono dei problemi dobbiamo essere noi, perché siamo noi i responsabili, siamo noi che vi paghiamo, eccetera, eccetera. Quindi, ad oggi è una cosa grave, è una cosa pericolosa. Domani tutti quanti stanno dando l'ultimatum per domani, cioè che Lukaku si deve presentare domani mattina alle 11 e sapremo quello che succederà se non si presenta. Però, se effettivamente lui ha avuto un altro problema, cioè era abile a rollare, perché può essere, non ti senti al 100%, perché non ti senti al 100%, ma esistono le ricadute, esistono anche i problemini aggiuntivi, leggasi Anghissà era guarito, ma è sopravvenuto il problemino aggiuntivo con cui sta ancora facendo i conti. Quindi Lukaku in panchina, ma non gioca, quindi non era al 100%, altrimenti Conte lo mette. Questa è la sicurezza. Va in Belgio, fanno i controlli, dice sta infiammato, non ti portiamo, fai quello che vuoi fare. E a quello che abbiamo letto lui dice, De Bruyne si è ripreso alla grande curandosi in Belgio, cerco quello stesso iter di riabilitazione, di modo che penso di avere più possibilità rispetto al tornare a Napoli a fare la stessa trafila, di rimettermi in forma per il finale di campionato e poi per il mondiale, perché se ti rimetti in forma subito al Napoli torna bene, ci va bene a noi se abbiamo un Lukaku a disposizione che può entrare in certe partite e risolverla, come abbiamo visto col Verona
Quindi ci serve, non dobbiamo andare a tuzzo, questo non è il momento di metterci a fare il muro contro muro. Poi l'anno prossimo si vedrà, perché a Napoli può far comodo liberarsene, perché è un ingaggio pesante, è un giocatore che ha la sua età. Quello si vedrà e non ci strapperemmo nessuna veste se Lukaku trova un'altra soluzione. Ne sono convinto, perché Napoli deve guardare avanti, puntare su Højlund, trovare un sostituto di Lucca. Quindi, se si libera un ingaggio, se ci liberiamo di Lucca e se troviamo un'altra soluzione, e vi riporto al video quello là del sogno, si può fare tranquillamente. Quindi domani ne sapremo di più. Per me questa è la situazione. Cioè, potrebbe essere il Napoli un po' irritato, non perché Lukaku fa di testa sua, è perché anche Lukaku vuole fare di testa sua. E domani lo sapremo, ma questa, vi ripeto, sono puntini che unisco io, sono quei puntini trasparenti, perché non so, la sicurezza non ce l'avremo mai, il Napoli non ce lo dirà mai. Oggi ha parlato Lukaku, un giorno forse parlerà il Napoli. Sicuramente uno che parla e che non si tiene il cecio in bocca è Conte, ma Conte non parla pre-partita, Conte parla post-partita, quindi se la partita va bene abbiamo un Conte un po' più sereno che dice le cose, se la partita non va bene Conte comunque parla, però con meno serenità, e quindi noi dobbiamo filtrare quello che ci arriva, perché questa è il nostro destino, non si può parlare chiaro, e purtroppo questa è la situazione. Da New York, perché sono tornato a casa, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Domani l'Italia, domani Lukaku, non lo so cosa faremo, però voi vi iscrivete al canale e seguite con grande passione, perché poi torna il campionato, dobbiamo sapere. Avevo letto un problemino per Rabiot, però secondo me è pretattica.